lette dal tuo. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to our next event? Time may change me. You can't trace time. Strange. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te Natalia e buon lavoro amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1219 di oggi, martedì 23 di giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Avete appena ascoltato David Bowie, Changes, cambiamenti del 1972. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Con questo noi cominciamo la nostra trasmissione. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, di questa radio, oppure 0292947222 se volete telefonarci, anche perché alle 18:40 arriva lui. Chi è? Egli, nient'altri che l'immenso senatore Claudio Borghi Aquilini con la scuola di magia, quindi ne sentiremo delle belle come sempre. Allora, già che ci siamo a questo punto, cara Natalia, andiamo pure con diritto e rovescio dell'implacabile Pierluigi Magnaschi. Per Trump non c'è mai limite al peggio. È un presidente senza freni, lo chiama alla Casa Bianca un giornalista della 7
a lui del tutto sconosciuta, e Trump non solo prende la telefonata, ma approfitta anche del collegamento per attaccare la Presidente del Consiglio italiana, che comunque rappresenta un paese di 58 milioni di persone. Voleva Trump vendicarsi, si dice, per non aver ottenuto il consenso per l'uso della base NATO di Singolella per l'atterraggio degli aerei americani destinati a bombardare l'Iran. Trump è abituato a sparare a zero contro chiunque gli dia fastidio, sia esso Macron, che per sfotterlo lo aveva imitato esagerando nell'accento francese, o il premier inglese Starmer, che aveva detto di lui non è certo un Churchill. Non solo, ma anche il presidente spagnolo Sánchez lo aveva minacciato con un sonoro "taglieremo tutte le relazioni commerciali con Madrid". Ha infine accusato il premier tedesco Merz di non sapere di che cosa parla. Andando avanti così, gli amici, si fa per dire, gli resteranno solo la Cina e la Russia. E meglio non si poteva dire con l'immenso Pierluigi Magnaschi. E adesso le 18, 16 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E allora andiamo a vedere le agenzie, andiamo a vedere che cosa accade in questo vasto orbe terracqueo, e in particolare vediamo un po' che cosa ci dice di bello l'ANSA. Allarme caldo in Europa, l'OMS, emergenza sanitaria, in Francia 40 morti, chiude la Torre Eiffel. Negli ultimi 4 anni i decessi per le ondate di calore nel continente sono stati oltre 200.000. In Italia bollino rosso in 15 città, ma aumenteranno. Nella capitale francese anche il Louvre anticipa la chiusura alle 16 da domani. Centinaia di scuole chiuse parzialmente in Gran Bretagna. Ancora la difesa, l'UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi safe. Giorgetti, decisione entro settembre. Omicidio stradale, l'arrestato per l'agente morto. Sono fuggito perché non volevo guai. Chiedo scusa all'Italia. Meglio che mi sto zitto, bocca mia, taci. L'agente deceduto, chi era? Francesco Imprezzabile, la divisa è una vocazione. Onore e rispetto a te, onore e rispetto a te, che hai ampiamente meritato quella divisa. L'udienza pubblica, il fine vita torna alla consulta, udienza con malati pro e contro, sotto la lente i trattamenti di sostegno vitale. Noi ce ne siamo occupati anche l'anno scorso qui a Zoom. Vediamo un po', Trump in calo ancora nei sondaggi, solo il 30% degli americani lo approva, American Research Group il 66% boccia il suo operato. Se avesse un minimo di istinto politico di sopravvivenza dovrebbe pensare a che cosa verrà dopo di lui, anche perché vi ricordo che dopo o Rubio o Vance se la potrebbero giocare. Vediamo che cosa succede, vediamo che cosa decide. Maurizio ci scrive al 340-670-9659. Ciao Maurizio. Per l'agente deceduto in servizio a Milano, solite frasi standard. Avete visto il comportamento delle istituzioni nell'indagine per la morte in incidente dei 2 sul motorino che sfrecciavano senza alta a Milano? Gli agenti vita rovinata, processo infinito. Un consiglio, non fate più inseguimenti e lasciate perdere, anche senza taser. Ci andranno a prenderli i politici, i giudici e i prefetti, così saremo al sicuro. Sempre con chi ci dovrebbe proteggere, lasciateli lavorare come avviene in tutto il mondo. Pienamente d'accordo, soprattutto rispetto per la divisa, perché quella divisa siamo tutti noi. Cioè chi offende la divisa offende anche me, offende anche te Maurizio, offende tutti i cittadini per bene che giustamente a quella divisa si affidano in nome del contratto sociale di Russo-Iana Memoria, proprio perché io ho ceduto allo Stato il mio diritto alla difesa e di conseguenza è lo Stato che mi deve proteggere, per cui a maggior ragione occorre rispetto per lo Stato che con le sue donne e i suoi uomini mi protegge. Ma adesso è giunto il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E bentornato a un amico di questa trasmissione, un gradito ospite, l'onorevole Giulio Centemero, che peraltro
questa sera, diciamo, tra piano casa e in più l'interrogazione parlamentare della settimana scorsa in merito agli investimenti nelle start-up innovative, insomma, mi sembra che abbiamo molta carne al fuoco. Buonasera, onorevole. Buonasera. E allora, intanto com'è andata col piano casa? Cominciamo da qui. Direi che è andata benissimo, abbiamo votato anche in tempi abbastanza rapidi e adesso è il momento di implementare il piano e finalmente andare a creare migliaia di alloggi per famiglie e non solo. Quindi dalle parole ai fatti, e soprattutto ricollegandomi anche al libro che ho scritto, che ho pubblicato l'anno scorso, Anche ricchi piangono, dove spiegavo come l'assenza di abitazioni che la classe media si può permettere nei centri delle grandi città ha creato dei fenomeni inflazionistici e la crescita dei prezzi un po' su tutto l'indotto, dal carrello della spesa alla colazione al bar, eccetera, eccetera. Quindi un piano casa decisamente serviva e finalmente lo vedremo implementato. Molto bene, molto bene. Ecco, invece per quanto riguarda la detrazione del 30% per gli investimenti nelle start-up innovative e l'avvio della notifica del nuovo regime alla Commissione europea con l'obiettivo di garantire la retroattività dal 1 gennaio di quest'anno. Ecco, mi pare che questo governo abbia non uno ma due occhi bene attenti verso il futuro con le PMI innovative. Assolutamente sì, nel senso che al di là della legge startup che porta il mio nome, no? Con cui abbiamo anche creato la prima esperienza di fondo di fondi ombrello misto pubblico-privato per le PMI quotate e quotandi italiane. Al di là di questo, la famosa detrazione del 30%, cioè se io investo in una startup poi a fine anno dal mio IRPEF posso detrarre il 30% di quello che ho investito, era scaduta perché avevo una valenza determinata dalla Commissione europea, dall'autorizzazione della Commissione europea di un certo numero di anni, e quindi andava rifatta notifica per rimetterla in vigore. È scaduta al 1 gennaio dell'anno scorso, al 1 gennaio di quest'anno, con delle conseguenze significative, perché il numero di investimenti è calato in termini numerici, le operazioni si sono ridotte dell'80% e anche la raccolta è calata significativamente. Quindi il fatto che non ci fosse più questa detrazione, che ricordiamolo è un vantaggio che va ai privati, quindi spinge i cittadini a investire il proprio denaro privato sull'economia reale, peraltro nelle fasi più difficili e anche rischiose di una startup, che sono quelle della nascita, quindi il famoso pre-seed e seed. No? Quindi ho fatto questa interrogazione al ministro Urso, ha assicurato che la notifica è stata effettuata e che il Ministero si sta curando per il fatto che la misura sarà retroattiva al 1 gennaio del 2026. Molto bene, molto bene. E per quanto riguarda, diciamo, le prossime mosse, cosa sta bollendo in pentola? Allora, stanno continuando a nascere i fondi del cosiddetto Fondo Nazionale Strategico Indiretto e soprattutto hanno iniziato a investire. Complessivamente arriveremo a circa 13 fondi e quindi questa è una buona notizia per l'economia reale, ma anche per il fatto che creiamo per la prima volta in Italia una classe di investitori avvezza a investire sulle PMI quotate e quotande. Dopodiché, chiaramente, l'attività del governo e del Parlamento
va avanti in base alle promesse, come è avvenuto per il piano casa. Molto bene, allora onorevole, intanto grazie del tempo ancora una volta e al piacere di risentirci presto. Sì, certo, molto volentieri. A presto. Grazie ancora. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. Oh, io ringrazio l'onorevole Giulio Centemero come sempre del suo tempo e della sua cortesia. Alle 18, 25 minuti e 47 secondi. Il telefono è aperto allo 029294 7222 se volete intervenire e dire la vostra. Andiamo a vedere la BBC, vediamo che cosa succede all'estero. Vabbè, intanto sapete che questo fenomeno di Starmer si è dimesso, ora sta parlando con Burnham perché vuole una transizione che sia il più possibile ordinata. Io ho appena il tempo di ricordarvi che dopo la guerra, dalla fine della seconda guerra mondiale, l'unica premier che in Inghilterra è durata più a lungo è stata la Thatcher, 11 anni, quasi 12. Gli altri hanno avuto dei mandati molto brevi, Liz Truss addirittura 49 giorni, figuriamoci, ma è chiaro che Starmer si consegna alla polvere e all'oblio, anche perché in Inghilterra è difficile che tu possa fare un mandato, cadere e poi ritornare. Questo l'ha fatto soltanto Churchill, seguito da Wilson negli anni 60 e poi a metà degli anni 70, quando poi ha dovuto lasciare perché gli era venuto l'Alzheimer. Quindi difficile che come si dice, difficile che Starmer possa tornare sulla scena, difficile che ci torni anche lo stesso Boris Johnson. È altrettanto vero che ora come ora è da capire come sarà questo governo laburista, quanto durerà, se riuscirà a terminare la legislatura. È altrettanto vero che probabilmente gli inglesi andranno a elezioni anticipate, chi lo sa, visto e considerato che c'è da tenere in piedi un governo che sì, ha avuto un subisso di voti e sostenuto da una maggioranza che ha avuto un subisso di voti, ma è altrettanto vero che il clima nel paese è molto cambiato. I Tories, i conservatori, sono abbastanza in bambola, diciamolo pure, e accanto ai Tories che sono in bambola c'è Farage che sta crescendo e diventa sempre più, come potremmo dire, pesante per quanto riguarda la politica inglese. Quindi sarà molto interessante vedere se come si dice, i laburisti sopravviveranno e se il Partito Conservatore riuscirà a uscire dall'impasse nel quale si trova per provare a vincere le prossime elezioni. Comunque, scenari molto aperti. Quando la democrazia si muove, è vero, una crisi di governo non è mai una bella cosa, però è anche segno che la democrazia sta cercando di trovare gli anticorpi per trovare la soluzione, per guarire e per andare avanti. Vedremo. Cosa dice ancora la BBC? Dice che aumentano i morti affogati in Francia e questo nel momento in cui l'Europa boccheggia a causa dell'ondata di calore. Pensate che in Francia da giovedì scorso, dice il primo ministro Sébastien Lecornu, 40 persone sono morte affogate in morti correlate appunto all'ondata di caldo, quindi gente che ha tentato di fare il bagno nei fiumi, gente che si è buttata nei canali, gente che magari si è addentrata in mare incautamente e quindi 40 morti. L'altra notizia invece buona è che voi probabilmente state già cominciando a vedere alla pompa di benzina. Io devo dire la verità, ieri ho dovuto fare un po' di benzina nell'Alfa, non era la mia pompa solita dove mi rifornisco, però la benzina era 1,81 euro. Devo dire la verità, è scesa abbastanza. Voi quanto la pagate? Scriveteci. Ecco, vi dico che secondo la BBC almeno 172 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz dall'entrata in vigore dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In particolare i dati di BBC Verify mostrano che oltre 200 petroliere ancora stavano aspettando
martedì, cioè quest'oggi, dentro lo stretto, e almeno 10 navi si stavano muovendo a ovest per entrare dentro il Golfo Persico. Nel frattempo il prezzo di un barile di petrolio del Mare del Nord, il Brent, che è il benchmark mondiale del petrolio, è sceso ai suoi livelli più bassi da quando è cominciata la guerra. Per cui vediamo che cosa succederà. Le 18:30, pausa, pubblicità, poi ci sentiamo Jay Ferguson, Thunder Island del 1978 e torniamo in attesa di ascoltare la Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Sha-la-la-la-la-la, my lady, in the sun with your hair undone. Can you hear me now calling your name from across the bay? A summer's day, laughing and hiding, chasing love out on Thunder Island. She was the color of the Indian summer, and we shared the hours without number, until one day when the sky turned dark and the winds grew wild. Caught by the rain and blinded by the lightning, we rode the storm out there on Thunder Island. Close until the storm passed, and we fell down laughing in the wet grass, both our bodies drying in the sunshine, sweet sunshine. So sha-la-la-la-la-la, my lady, in the sun with your
making love out on Thunder Island. Hey, 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 hey. Goodbye, Thunder Island. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:36 minuti e 53 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, Jay Ferguson, The Thunder Island del 1978. Stevie Griffin vi ha portati fin qui, già, se siete amanti dei Griffin saprete cogliere la citazione musicale che vi è stata offerta. Ancora Maurizio al 340-670-9659. In più ore Macron farà di Evian il manifesto del suo successo internazionale per arginare la caduta nazionale. Tutti si sono prestati alla recita, compresa la missione di sminamento dello stretto. Per me tali mine non ci sono mai state, ma basta dirlo che blocchi le navi senza alcun rischio. Come le telefonate di bombe alle scuole per evitare interrogazioni. Inoltre USA fondi all'Iran, che accordo? Io sto con Israele e il legittimo governo libanese contro i terroristi iraniani, ne riparleremo a settembre. Allora Maurizio, sto anch'io con Israele e il legittimo governo libanese contro i terroristi iraniani. Penso che Trump con questa storia dei 300 miliardi agli ayatollah abbia fatto una cazzata grande quanto una casa. Penso anche che lui sia convinto che i soldi possano aggiustare tutto, ma non ha capito che, vedi, questo è tipicamente occidentale. C'è gente che invece ancora è convinta in maniera fanatica di poter morire per il proprio Dio e andare con 72 vergini. Auguriamoci almeno che le vergini siano dei cessi, perché veramente, se penso a quello che hanno fatto Bataclan, 7 ottobre, tutto il finanziamento del terrorismo mondiale, tutta quella gente connivente con Hamas che c'è in Italia, signori, leggete il Tempo, leggete il Giornale, leggete le inchieste che queste due testate stanno facendo, benedetti Dio, riascoltatevi le nostre chiacchierate con Giulio Sorrentino, ma anche con Francesca Musacchio, riascoltate le nostre chiacchierate con Suad Sbai, perché questa gente non è che scrive le cose tanto per perdere tempo, le scrive per metterci in guardia, quindi dobbiamo prendere coscienza di questo. Tu dici le mine non ci sono mai state, guarda, gli americani con i satelliti che hanno riescono a vedere i numeri delle targhe e quanti capelli hai in testa tu, e pensi che non lo sanno se hanno buttato le mine, se hanno deposto le mine sul fondo? E noi abbiamo mandato allora i cacciamine con tutta la flottiglia di scorta, 4 navi in totale, a bruciare nafta così, tanto per andare a fare la gita a Hormuz. Se volevano fare una gita più vicino c'era Tropea, non c'era bisogno di mandarli a Hormuz. Li mandavano a Tropea, si facevano i bagni, andavano in giornata a Stromboli, si mangiavano una pizza. Il pesce lo fanno buono da quelle parti, mi dicono. Una bella mangiata di pesce e finiva lì, quindi dai, un po' più di attenzione. Ma adesso è arrivato lui, The Professor. Chi è? Il senatore Claudio Borghi Aquilini, per la nostra consueta lezione di scuola di magia. Vai pure Natalia. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini.
voi la linea. Buonasera senatore, ben trovato, come va? Ciao, bene, voi come sempre avete un tempismo particolare, allora non so perché in tutto il pomeriggio dove ne potevano succedere di tutti mi chiamate esattamente quando il nostro brillante collega Bergesio sta prendendo la parola per chiudere una legge che è quella un po' più complicata, questa sulla caccia qui in Senato. Ma tenuto presente che ho visto che era già in buona compagnia e che voi siete voi, ho detto va bene, esco e sentiranno poco la mia mancanza. Grazie, grazie senatore. Allora, stasera a lezione che cosa, apparizioni, sparizioni avrebbe detto qualcuno? Stasera Ce ne sono tante di cose da dire. Inizio con quella che forse è la meno importante, ma dal punto di vista formale, ma è forse più importante dal punto di vista delle conseguenze, vale a dire la polemica fra Trump e il presidente Meloni. sì, Io ovviamente non sono contento. Non sono contento, ma non perché sia americanista, trumpista o quello che è, ma che non è mai una buona notizia se due alleati litigano. Cioè, due alleati litigano, sono contenti gli avversari. certo. Non è che se i due migliori calciatori della tua squadra, no, si pigliano a botte, allora se quello che tu preferisci vince, allora è meglio, evviva, no? Cioè, no, perché in ogni caso è un segnale pericoloso. E secondo me uno dovrebbe forse rendersi bene conto di cosa significano gli Stati Uniti, che possono avere tutti i difetti del mondo, possono essere arroganti, poi ci mettici pure su tutti gli stereotipi che a nostra volta poi ci mettono in giro per il mondo, è il cowboy, Sì. è quello, è il rosso. Ma in realtà stiamo parlando ovviamente della più grande potenza al mondo, economica che militare che industriale. Non per un piccolo margine, per un enorme margine. Cioè, non c'è in questo momento un'altra cosa che sia paragonabile agli Stati Uniti come influenza come peso, insomma, in generale mondiale su quasi tutte le metriche. Ma la cosa peggiore è che le alternative, se anche uno dicesse ma a me guarda, tutto sommato gli Stati Uniti non mi stanno bene, no? Allora io prendo e mi alleo con un altro. Ma non sono particolarmente potabili, perché significa che per il secondo in classifica, dove poi dopo tu vai eventualmente a rivolgerti, è la Cina. Certo. Cioè, secondo me siamo abbastanza lontani anche dal punto di vista culturale. E oltretutto stiamo parlando, cosa che io ho sempre questo difetto, mi metto sempre a pensare le cose in termini economici, però voi capite che come non mi ricordo chi lo diceva, ma senza i piccioli non si canta messa, no? Cioè, Esatto. alla fine il fatto che le cose economiche sembrano fredde, ma riguardano tutti noi, perché se le nostre imprese non vanno bene, se i nostri prodotti non li vendiamo e così di questo tipo, poi dopo anche la nostra vita non è meglio, ecco, mettiamola così. E guardando io le cose in termini economici, vedo una differenza fondamentale fra la Cina e gli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti sono nostri clienti, noi facciamo la Ferrari, l'americano compra la Ferrari. Dall'altra parte i cinesi sono nostri concorrenti, noi facciamo una camicia e i cinesi fanno una camicia a prezzo più basso e quindi ci fregano il lavoro. Quindi non so in che mente uno potrebbe pensare, no, che sia meglio allearsi con i nostri concorrenti rispetto che con i nostri clienti. L'altra alternativa, cioè un altro nostro cliente, no, e che quindi insomma in teoria sarebbe tutto nostro interesse trattare bene, è la Russia. Ma c'è un piccolo problema, l'economia della Russia è un'unghia rispetto a quella degli Stati Uniti. E non solo, anche con quella stiamo litigando. Perché alla fine, giusto o sbagliato che sia, però nella questione fra la Russia e l'Ucraina, questo governo in modo particolare, cioè per spinta della componente di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, noi come Lega insomma abbiamo sempre avuto una
una posizione molto più prudente, specialmente per quello che riguarda le sanzioni e così via, cercando di far capire che le sanzioni contro la Russia alla fine erano molto più sanzioni alle nostre imprese rispetto che effettivamente alla Russia, che poi la borsetta di Prada poteva tranquillamente andarsela a comprare a Dubai anche se non gliela vendevi direttamente tu, no? Quindi era per buona parte semplicemente un'ipocrisia o altrimenti un modo per perdere clienti, margine o similari. Ma in ogni caso è evidente che l'economia della Russia non è paragonabile, insomma, no, a quella degli Stati Uniti, cioè non è che possiamo sostituire anche, diciamo, nei periodi più belli dei rapporti fra Italia e Russia, l'import-export che avevamo con la Russia è una frazione rispetto a quello degli Stati Uniti. La Russia era, secondo me, un paese buono per i rapporti internazionali dell'Italia, semplicemente perché era più vicino rispetto a quello degli Stati Uniti, avevamo dei collegamenti diretti, per esempio i gasdotti, e disponeva di alcune cose che noi abbiamo bisogno, gas, materie prime, cose di questo tipo, e dall'altra parte era un acquirente di cose che noi produciamo, prodotti di lusso e così via. Quindi sarebbe a dire meglio tenerlo buono che altro, ecco, sempre pensando esclusivamente all'interesse nazionale. Ecco, noi in un modo o nell'altro, e faccio anche fatica a capire come, qua si rischia di essere in cattive relazioni con la Russia, in cattive relazioni con gli Stati Uniti, in cattive relazioni con la Cina. Ci rimane l'India, ma Sì. voi capite che l'India è una cosa abbastanza simile alla Cina come impostazione. Cioè stiamo parlando di un paese che è un po' più probabile che voglia venderci lei i suoi prodotti piuttosto che lei comprare i nostri. Per cui noi abbiamo venduto anche la nostra tecnologia. Sì, fra l'altro. E poi cosa crediamo invece? Pensiamo che la soluzione per le relazioni internazionali possa essere più Europa? Beh, allora ragazzi, se pensiamo che possa essere più Europa o che gli applausi di Starmer o similari possano contare qualcosa, non ci siamo. Starmer, NB l'hanno appena rimandato a casa. Cioè il volenteroso, no? Presente? Perché a un certo punto sembrava la nostra stampa ci dipingeva Starmer, no, come se fosse il fenomeno de no altri, perché era riuscito a mettere al tavolo i volenterosi, no? E quindi si riuniva quello che era stato separato dalla Brexit. Che meraviglia, a Londra si incontrano Macron, Merz. Ma si incontrano Macron, Merz, Sanchez, ma tutta gente che durerà come un gatto in tangenziale, non hanno nessun tipo di appoggio nei loro paesi. Non mi interessa essere ben visto da costoro. Per cui io penso sinceramente che bisogna essere molto 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 prudenti nei rapporti con gli Stati Uniti. Mi sembra comunque di aver letto anche delle parole, diciamo, distensive, no? da parte del Premier Meloni. E però vorrei far notare una cosa, vale a dire una piccola questione relativa anche al perché queste cose, questo malcontento è deflagrato, no? E prima di arrivare, diciamo, al casus belli, vale a dire a quella famosa telefonata del giornalista della 7, Sì. no? Quello mi ha fatto pena, che ha fatto incazzare così tanto sia il presidente Meloni che poi dopo tutti sono saltati in piedi. Io vorrei andare un pochettino prima alla radice, vale a dire noi abbiamo un Trump che individua bene, secondo me, la questione. Vale a dire il mio, virgolette, problema con l'Europa è l'Unione Europea, e lo scrive nella strategia, nel documento di strategia nazionale.
di sicurezza e strategia nazionale, l'NSS. In questo documento, in modo molto lucido, secondo me, molto lucido, viene evidenziato un punto chiave, dove dice è del tutto interesse degli Stati Uniti avere a che fare con un'Europa prospera. Leggi non sono i nostri avversari, ma è ovvio che non sono i nostri avversari, è ovvio che non siamo i loro avversari, a parte oltre a essere storici alleati con la NATO e con tutto, ma proprio per i motivi che avevo detto prima, dice stiamo parlando di paesi dove ci sono dei rapporti di interscambio commerciale costanti, e dice è nostro interesse avere a che fare con una prospera Europa e pensiamo che uno dei gravi problemi dell'Unione Europea, dell'Europa, sia l'Unione Europea. Viceversa, le singole nazioni potrebbero essere molto più liberate da questa cappa soffocante di regolazione, regolamenti, regole, divieti, no? E così questo tipo che rappresenta l'Unione Europea, potrebbero essere molto più ricche e molto più prospere. Perché è interesse degli Stati Uniti che sia così? Beh, ma è evidente, anche qui mi spiace, ma devo parlare di questioni economiche. Perché se l'Italia non cresce, quindi se l'Italia è in una situazione come l'attuale, no? Vale a dire che potendo investire e potendo mettere sulla crescita delle risorse minime, perché c'è il patto di stabilità e crescita, perché non si può fare, perché altrimenti, perché la banca centrale non ti sostiene il debito, per tutti i motivi di cui abbiamo sempre discusso, è ovvio che noi compreremo meno prodotti anche americani. E questo secondo me deve essere chiaro. Supponiamo di avere un italiano, Mario Bianchi, che ha 10.000 euro. E con 10.000 euro fa i suoi conti vedendo cosa posso spendere, cosa posso non spendere, cosa posso fare. Supponiamo che rivolgerà, che ne so, 3.000 euro o 4.000 euro a spese interne. Esempio tipico, va dal parrucchiere, non so, va dal medico o quello che è, poi dopo l'altra parte sono spese esterne e spesso e volentieri queste spese esterne saranno rivolte sempre più verso consumi di prodotti di bassa qualità. Quindi andrà al discount probabilmente comprerà delle cose fatte nei paesi dell'est piuttosto che in Cina, piuttosto che in India, no? E similari, perché costano poco. Se tu a questa stessa persona gli dai in mano, invece di 10 gli dai 100.000, beh, in ogni caso la quota di acquisti che farà di prodotti stranieri aumenta. Mi sembra una banalità, ma è così, è molto semplice. Tanto vedo che il senatore Bergesio deve aver finito il suo intervento, perché lo vedo qua di fronte a me insieme con l'onorevole Bruzzone e quindi sicuramente hanno finito, quindi significa che fra poco si vota. Però il punto è spero che sia banale, cioè la quantità di beni che un paese che cresce compra dagli altri è ovviamente più alta rispetto a un paese che è in recessione e che quindi fa austerità. Semplicemente perché sono di più le cose che spende, quindi anche essendo sono di più le cose che compra. E anche quindi se io faccio una ripartizione casuale, no, fra le spese aggiuntive tra tutti i paesi, è più probabile che arriverà qualcosa prodotta negli Stati Uniti. Per cui che sia un paio di scarpe, che sia un iPhone, che sia qualsiasi cavolo di cosa che può essere, una Tesla, qualsiasi altra roba che uno considera come proprio prodotto, no, americano, a quel punto arriverà, come più probabile che sia, sarà comprato da uno Stato che cresce. Viceversa, lo Stato come l'Italia, che ormai dai tempi di Monti, no, fa repressione della propria capacità di crescita per riuscire ad avere quindi un saldo positivo del saldo commerciale, perché se io spendo poco a quel punto importo anche poco e allora la differenza fra quello che io esporto e quello che io importo diventa positiva, e certo per noi funziona,
ma è la cosa che fa girare le balle agli Stati Uniti, perché dice dovrebbe esserci un'equivalenza, un pareggio, tanto sono le cose che voi esportate, tanto sono le cose che voi importate, per arrivarci dovete crescere. Sono parole di una semplicità incredibile, scritte proprio dalla cosa, ma proprio perché sono semplici, mi sembra veramente di ogni tanto di vedere il bambino che dice che il re è nudo. E quindi, essendo che sono condivisibili, il risultato di tutta questa riflessione, poi tu puoi mettere adesso poi il tuo jingle, è piuttosto banale, cioè noi dovremmo seguire di più quello che ci suggerisce di fare gli Stati Uniti e di meno quello che ci suggerisce di fare l'Unione Europea. A questo scopo, pensare di litigare con gli Stati Uniti e quindi di pensare di trovare conforto nell'Unione Europea, che invece sta ragionando da tuo rivale, perché la Germania è così, la Germania è il nostro rivale economico, non funziona. E quindi, cioè, veramente si sarebbe potuto iniziare questo tipo di rapporto che iniziava sotto i migliori auspici tra l'Italia e gli Stati Uniti in un modo molto più positivo, e il suggerimento la Lega gliel'aveva dato, vale a dire fare trattative bilaterali sui dazi. Sarebbe stato contento Trump di dire: guarda, in virtù del nostro rapporto speciale fra Italia e Stati Uniti facciamo che, non so, 0 dazi sul vino, tanto per far vedere che le cose che siamo fratelli e che andiamo d'accordo? Sì, secondo me si sarebbe potuto fare, ma non si poteva, perché sennò altrimenti se la prendevano quelli dell'Unione Europea. La Lega l'ha suggerito in tutti i modi. Invece no, perché se no poi dopo, insomma, adesso aspettiamo di vedere cosa viene, perché se no poi altrimenti l'Unione Europea, altrimenti l'Unione Europea. Arrivo. Scusa, mi stanno richiamando in aula per andare a votare. Però il punto è che in quel modo avremmo iniziato un rapporto proficuo speciale anche con gli Stati Uniti. E invece sembra che non so, le cose non stanno andando e non sono andate nel modo che io vorrei. Spero davvero che si possa raddrizzare la rotta, ecco. Perché magari è tutto un elenco di equivoci, ma insomma l'interesse nostro è che questi equivoci vanno appianati il prima possibile. Senatore, allora, visto che deve andare, noi ci salutiamo qui e ci ritroviamo il 30 giugno. Dai, va bene, sì. Perfetto. Però allora, aspetta, guarda, c'ho ancora 5 minuti, perché volevo provare a dire anche di quella questione che c'è stata con l'intervista della 7. Allora 10 secondi di jingle e arriviamo. Subito. Vai Natalia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Natalia, Antonino Danna e il senatore Claudio Borghi Aquilini qui per Scuola di Magia. Senatore, allora, la questione dell'intervista. Sì, vedi Antonino, tu ovviamente da giornalista secondo me qualcosa non ti sarà suonato, no, di quello che abbiamo visto. Cioè io mi sveglio un giorno e come tutti e vediamo che improvvisamente su tutti i titoli di tutti i giornali c'è Trump alla Meloni mi ha fatto pena. Sì. Tutti, Repubblica, Corriere, così dicevo, guardate, non ce n'era uno che la metteva diversamente. Perché? Perché a un certo punto, avete visto, la 7 dice che un loro giornalista ha chiamato Trump per un'intervista ai seminari e durante questa intervista Trump gli ha detto: la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta perché mi ha fatto pena. No? Voi capite che è una roba, anche la scelta di parole, molto offensivo. Sì. No? Perché insomma implica, è inutile che ve lo raccontiamo, cioè non è una cosa tanto
tanto difficile da capire come senso italiano, no, di quella parola, perché può essere mi ha fatto pena, può essere un aspetto positivo, cioè vedo una poverella e dice guarda no, ma l'ho vista, mi ha fatto pena, allora gli ho dato l'elemosina. Ma in quel caso è chiaramente insomma un'accezione sprezzante, no? Cioè come dire donnettina, no? Similari, va bene. Allora, supponiamo anche che fosse esattamente quello che Trump pensa. Supponiamolo, perché sai, lui Sì. poi ha visto, ha rincarato la dose, che fosse arrabbiato con Meloni è chiaro, per diciamo partiva da lontano probabilmente il motivo dell'incazzatura, a quello che ho detto prima, vale a dire la mancanza di una costruzione di un rapporto bilaterale forte, ma era diciamo ancora arrabbiato per la questione di Sigonella, il fatto che non ha concesso la base ai suoi bombardieri che erano sulla rotta per l'Iran. Cosa peraltro che insomma non è che poteva fare più di tanto, nel senso che è complicata una cosa simile, cioè vale a dire la nostra Costituzione ci impone di essere attenti, no? Quando ci sono degli scenari di guerra Certo. a vedere se parteciparci anche in modo indiretto o meno. Però fatto sta che insomma quali che fossero i motivi, questa parola, no, questo mi ha fatto pena, ha colpito tantissimo, tale per cui Meloni ha reagito subito con questo video, l'Italia non implora niente, no, e così via, poi da lì hanno cominciato a scambiarsi dei messaggi diciamo di rimprovero reciproco, no? Tu stai facendo male, tu pensa alla tua considerazione che io penso alla mia, no? Insomma, sta roba che appunto quel famoso litigio che noi non avremmo voluto vedere. Io da subito ho chiesto se fosse possibile avere l'audio di quella telefonata, perché la Sette ha scelto, diciamo, di presentare questo dialogo fra il giornalista e Trump, facendolo recitare da due attori in italiano, con una scelta particolare di linguaggio, cioè per dire ha fatto pena. Cos'è la parola che ha usato per dire ha fatto pena? È proprio quella lì? Vuol significare proprio quella cosa lì? Il tono poi usato dall'attore era del tutto sprezzante, mi ha fatto pena, no? Cioè così, no? Cioè, Sì. come per dire. Come a dire sta miserabile. Bisogna anche sentire come sono detti, no? Il tono delle cose o similari. Cioè, io se ti dico coglione, posso dirtelo scherzando e nel qual caso non ti offendi, oppure posso dirtelo con tono arrabbiato, nel qual caso avresti tutti i diritti di offenderti, no? Certo. Cioè, Tonino, non fare il coglione, dai, cioè, così questo Appunto. tipo dice non te la prendi, dice Antonino, sei un coglione. È un'altra cosa, eppure la parola Certo. è la stessa, no? Quindi è ovvio che bisogna sentire il tono e non si può prendere per oro colato quello che viene fatto da un emittente, oltretutto che è notoriamente antigovernativa. Allora io ho insistito per avere, non vi dico, c'è tutta una canizza da parte di soggetti, Borghi non ci crede, questo compatangelo, questo mi stai mettendo in dubbio, no? E così questo tipo. Ho detto no, sto semplicemente chiedendo l'audio, non si può fare perché per prassi, perché c'è un accordo con la Casa Bianca e similari. Poi se la sono presa pure oltretutto perché io mi sono messo a dire che sono andato anche a informarmi dalle mie fonti alla Casa Bianca, come se fosse strano che un senatore conosce qualcuno nell'amministrazione americana, no? Voglio vedere che cosa chiede la Casa Bianca, ma certo che ho persone che conosco nell'amministrazione americana, ma è normale, ma sarebbe grave se non ce le avessi, perché è palese che il mio mestiere, specialmente anche per quello che faccio, vale a dire il Copasir, non può prescindere dall'avere un qualche tipo di contatti e di relazioni con, scusate, intanto io entro, no guarda, aspetto, perché non è ancora finito la collega, quindi posso rimanere fuori ancora 2 secondi, e similari. Per cui
questa roba è stata assolutamente inspiegabile, no? O meglio, questa reazione feroce che c'è stata è proprio perché evidentemente c'era una premeditazione, cioè sapevano che questa roba avrebbe fatto casino e quindi hanno fatto delle scelte precise. Poi io posso anche, si può anche giudicare se e fino a che punto è stato saggio cascarci. Ma oggi, quando è stato... Aspetta, che entro... Oggi comunque, quando invece è stato rivelato Oddio, siamo qua allo starnazzo, ecco. Vabbè, sì, questi rumori che sentite è classico senato che litigano, è normale. Comunque, visto perché così si parla di litigio, Boniviri, il presidente la Centinaia Centinaio è incazzato. Ecco. Allora, però il punto è stato quello, cioè vale a dire bisogna cercare di una volta sentito, no, l'audio originale, ho avuto la netta sensazione che quello che pensavo era giusto, cioè vale a dire era una conversazione che sì, tradiva il fatto che Trump avesse del risentimento nei confronti della Meloni, ma era una roba molto più sentita, no, in diretta, molto più leggera rispetto a quella che avevano messo in scena questi della 7. L'espressione mi ha fatto pena era "feel sorry for her", sì, che per chiunque parla un pochettino di inglese sa che il primo significato che viene in mente è mi dispiaceva non accontentarla. Quindi volevo una foto e lo faccia perché mi dispiaceva non accontentarla. Ma poi oltretutto era una roba messa in mezzo a un dialogo dove anche il giornalista rideva, no? e similari. Sì. Io sono straconvinto che se non ci fosse stata questo trucco, no? Mettiamola così, messo in pista dall'emittente, la roba sarebbe stata sicuramente molto, molto più soft. Perché una roba per soldi per ore mi ha fatto pena, sono differenti come impatto anche per l'opinione pubblica. E quindi niente, io oggi ho scritto alla Gcom perché ho detto, ma questa è una cosa che va bene? Cioè si può fare normalmente che io faccio un'intervista a una persona straniera e poi decido io come tradurre tutto e lo presento come se fosse verità assoluta, senza poi presentare il testo, l'audio originale, oppure no? Adesso vediamo cosa mi risponde, perché a me non è sembrato normale, è sembrata una trappola e abbiamo sbagliato, in generale, insomma, abbiamo inteso come governo, secondo me è sbagliato a cascarci, ecco, perché le cose possono essere risolte anche di fronte alle più grandi smargiassate di questo mondo da parte di Trump, che ci ha abituato insomma a un linguaggio molto sopra le righe. Possono essere risolte in modo molto più signorile invece che prendere e andare a fare cazzotti, ecco. Non credo che alla fine poi ci guadagnano ci guadagna nessuno. Come se tu sei lì per strada, trovi quello che vedi che vuole attaccare briga, no? E la cosa più intelligente che cos'è? Allora, prendere il click, andare fuori e menarsi, così poi dopo io ti do un colpo, quell'altro tira fuori la pistola e così questo tipo viene fuori la strage. Esatto. Non lo so, a me normalmente insegnano che vince chi non cerca lo scontro. Vero, lo dice anche Sun Tzu. Senatore, c'è Marco da Mantova. Buonasera a tutti. Ciao Marco Marco. da Mantova. Allora, anche grazie mille. Allora, ci siamo caduti come dei polli tutti in questa storia qua del far pena, ok? Perché allora, posso immaginare il comune cittadino che segue distrattamente le vicende politiche, però anche la politica dalla parte nostra ci è caduta davvero come dei polli. Che poi tutta una serie di sistemi vogliano che la Meloni scarichi definitivamente Trump per far diventare l'Italia serva sciocca dell'Europa a trazione tedesca, questo è evidente. Dopo c'è da calcolare anche una cosa, che la Meloni certe scelte che diceva prima il senatore Borghi, secondo me le ha fatte perché
e non è un tentativo di difenderla, però secondo me è una constatazione. Il Presidente della Repubblica, prima di essere garante dell'unità nazionale, è garante dell'Italia in Europa. E secondo me, quando la Meloni va dal Presidente della Repubblica, vengono fuori delle frasi che a noi non verranno mai rivelate. Infine, la Germania. La Germania e l'Europa hanno già deciso da che parte stare, cioè la Cina. Io oggi ho letto un articolo molto interessante su scenari economici che spiega come amministratori dei grandi marchi automobilistici tedeschi ed anche politici tedeschi vanno sostenendo che ormai la Volkswagen deve andare a produrre direttamente in Cina e servirsi completamente di tutta una serie di cose che vengono prodotte dalla Cina, perché altrimenti la Volkswagen non riesce ad essere competitiva a livello internazionale. Come dire, chiudiamo a Wolfsburg e andiamo direttamente dall'altra parte. Questo non vale soltanto per l'automotive, ma anche per altri comparti dell'economia tedesca. E questo cosa sta a significare? Che la Germania si è già praticamente arresa alla Cina. Anche lo stesso CEO della Mercedes va sostenendo che la situazione economica tedesca è molto più grave di quello che anche i tedeschi sentono, e ci sarebbe da rifare una riforma del lavoro riportando nel settore automobilistico dalle 35 alle 40 ore settimanali come minimo, per cercare di recuperare una situazione che ormai viene data persa stando così le cose. Quindi io spero che la Meloni rientri nell'ambito del settore transatlantico, cioè con gli Stati Uniti, perché altrimenti la nostra fine è sicuramente certa. Speriamo che abbia la forza e il coraggio di fare certe scelte. Io me lo auguro, perché altrimenti la vedo durissima anche per noi. La Germania secondo me si è già arresa, stando così con le cose come stanno. Grazie, buonasera e buon lavoro. Senatore. Beh, è un'analisi sicuramente interessante e certo, noi possiamo, dalla nostra parte, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di indirizzare verso i binari della prudenza e del buonsenso anche gli alleati, quando ogni tanto evidentemente l'emozione o la rabbia prende sopravvento. Se invece magari era tutto invece disegnato, perché così facendo si fanno i conti elettorali, io alzo le mani, ecco. Però secondo me non abbiamo particolare interesse andare a fare combattimenti contro gli Stati Uniti, quali che siano i comportamenti di Trump. Devo salutarvi perché adesso andiamo a votare. Molto bene, allora grazie senatore, ci ritroviamo il 30 di giugno, grazie ancora. Saluti, grazie, ciao. Di nuovo, sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Oh, orbene, come si diceva una volta nei testi di diritto. Bello orbene, suona così pieno. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Chi è là, chi è là? Ciao Tonello, come va? Tonino, no, Tonello, Tonino. Carissimo. Nicolò, ciao. Nicolò, come volevo stai? fare una domanda, non tanto una domanda, ma una determinata, in qualche modo un consiglio da dare qualcosa, cioè, trasmettere in qualche modo un mio pensiero, insomma, a Borghi. Cioè, in questo momento qua, no, intanto c'è caldo dappertutto. Quindi bisogna stare attenti anche, no, a non lasciarsi trasportare in qualche modo, no, da queste situazioni qua, no? Perché già c'è caldo, no, nel clima. Quindi cerchiamo, no, di non ulteriormente, no, alimentare queste situazioni. Io sono d'accordo per proseguire quello che sta facendo la Lega, ok? Anche dentro la Lega, alla fine si trova sempre quell'organizzazione, quel modo di proseguire, perché la Lega, essendo collegata ai territori, è collegata alla realtà, è la realtà che ti parla, sono i cittadini che ti parlano, no? E quindi si trova sempre una via d'uscita. E così anche per il governo, ma il governo, no, deve rimanere collegato alla realtà e andare avanti senza stare lì
in qualche modo lasciarsi condizionare. Guardate quanti attacchi hanno fatto, no, in tutti questi anni a Salvini, no? Vediamolo, no? Lui come ha reagito? Non è stato al gioco. Lui ha detto io porto avanti, vado avanti per la mia strada. Più lo attaccano, più uno diventa forte. È che la gente non capisce questo, no? È un gioco politico, proprio, no? Per attaccare queste politiche che sta facendo il governo, no? Che vanno tutte contro a tutta la politica portata avanti in questi anni, no? Dall'Unione Europea, no? È inutile dopo, no? Lamentarsi. Questo qua è tutto un condizionamento. Bisogna casomai fare più opera di informazione, tutti, non solo per quanto fatto dalla Lega, dal governo, eccetera, ma nei confronti dei cittadini manca l'informazione. Questa radio, io adesso l'ammiro perché vedo che sia molto organizzata anche nel presentare anche questa radio notizie, Lega, eccetera, che insomma mi piace molto insomma come si sta adesso organizzando, però non basta solo questo è un aspetto, però tanta gente si affida alle televisioni, a altri modi, altre comunicazioni, no? E se abbiamo una televisione, no, dove trasmette sempre questo pensiero unico, è evidente, no, che ci fa fatica a far passare le nostre idee, no? E quindi andiamo avanti, volevo dire a Borghi, non preoccuparti, andate avanti col vostro programma, ci sono ancora mesi, non è mica finito qui il governo, vogliono mandare a casa il governo, l'avete capito? Tutto qua, e adesso utilizzano anche questo scontro tra Meloni, diciamo, e Trump, capite? Ma se io fossi a Meloni, ma io non mi starei a preoccupare, io andrei avanti per la mia strada, perché i problemi ce li avrà anche Trump, no, nel suo paese, è la democrazia, è la democrazia che altri magari non sanno utilizzare o la utilizzano ai propri fini, in modo completamente, no, che va contro a quello che è un rapporto corretto nei confronti dei cittadini, perché loro creano le aspettative, disingannano l'opinione pubblica, gli prospettano sempre delle situazioni negative e non vedono invece che questo governo va avanti perché? Perché c'è un programma da portare avanti e i cittadini non si rendono conto tutto il lavoro che è stato fatto. Vediamo quello che succede in Europa, ci sono tutti i governi o governanti che sono tutti lì, che non hanno una stabilità anche nei loro governi. Vedi l'Inghilterra, cioè 7 premi in 10 anni e poi ci lamentiamo delle nostre situazioni qui in Italia, ma noi dobbiamo ringraziarli di avere un governo che si batte continuamente e si lotta, perché tutti si impegnano a lottare e portare avanti il programma. Io mi auguro che si realizzano tutte quelle aspettative che facevano parte del programma di questo governo, e c'è da portare avanti ed andare avanti a lottare. Questo mi sento di dire. Poi un'altra cosa, no, volevo dire a tutti quelli che in qualche modo, no, se vedono qua, criticano di là, non fanno male di nessuno. Qua in Veneto abbiamo un governatore giovane, pensionato in qualche modo, Stefani, che ci ha detto: io non parlo mai dei miei avversari. Ecco, io ho imparato da questo, bravo, gli dico, bravo, mi dai proprio dei bei consigli, a 33 anni, d'accordo? Lui parla con tutti e non offende nessuno, è anche questo un esempio, no? Che quando si parla dei giovani, i giovani qua si criticano, abbiamo tanti esempi a cui fa riferimento e quindi dobbiamo avere fiducia dobbiamo trasmettere, questo governo deve trasmettere fiducia a questo paese, perché questo paese sta cambiando. Lo stiamo cambiando, perché c'è chi non vorrebbe rimanere fermo, non cambiare, mantenere sempre lo status quo, ma noi dobbiamo cambiarlo perché merita per tanta gente che si impegna, che lotta continuamente per ogni giorno, no, per portare avanti la propria attività, la propria vita, insomma, ecco. Questo mi sentivo di dire, caro Borghi, vai avanti con tutto il governo, con la Lega, e andiamo avanti. E questo mi sento di dire. E andiamo avanti tranquilli, trasmettiamo fiducia, perché se non trasmettiamo quello, se non abbiamo convinzione, fiducia in noi stessi, e allora no, è chiaro che poi chi ci attacca, allora dopo ne approfitta, no? Ecco, questo mi sentivo di dire. Grazie del tempo che mi hai dato. Antonino, mi stai ascoltando?
Certo che ti sto ascoltando. Ciao, ti ringrazio per un'altra cosa, perché hai fatto riferimento alla festa di Sant'Antonio il 13 giugno. Di giugno, In qualche modo, questo qui mi è molto piaciuto, insomma, che l'hai richiamato, perché c'eri anche tu in quel giorno lì, perché cadeva in un periodo in cui c'eri anche tu, insomma, in orario. È il mio nome. Ecco, questo mi è piaciuto, insomma, ecco perché, insomma... Perché in Sicilia, no? l'uso in Sicilia è che anche chi si chiama Antonino festeggia Antonio. Mi è molto piaciuto. Ti ho sempre detto, no? Che ci sono dei legami in questo paese qua, tra nord e sud. Non ci devono più essere lotte tra nord e sud. Lo cambiamo insieme sto paese. Io sono convinto che si stanno muovendo delle forze nei giovani, eccetera, che vogliono cambiare, rinnovare sto paese. Ma bisogna crederci. Se tu credi, sposti le montagne. Ci credi, hai fede, sposti le montagne. In questo paese siamo in democrazia, siamo in libertà, e in libertà si può cambiare il nostro destino in meglio. E poi anche per essere esempio anche per gli altri paesi, trasmettere fiducia anche per gli altri paesi, no? La libertà è qualcosa, visto che siamo a Radio Libertà, è qualcosa che deve essere vissuto, deve essere utilizzato proprio per migliorare le nostre condizioni, le nostre situazioni di vita. Ecco, questo mi sento di dire per tutti quanti, no? E dopo passerà anche il sole, il caldo e via. Ma andiamo avanti, abbiamo fiducia in quello che stiamo portando avanti. Io lo dico sempre, questo messaggio qua, a partire da te, da Sammy, e poi non voglio sentire critiche, e critiche aiutano per crescere, per carità, però che siano positive, che aiutino a crescere, insomma, ecco, non solo distruttive, insomma, ecco, perché sennò diamo voce a chi vuole sempre, no, seminare zizzania, eccetera, per mettere uno contro l'altro, eccetera, perché in questo paese, no, questi ghibellini, ecco, ci sono sempre stati, no? Ecco, quindi cerchiamo, insomma, di difendere le nostre diversità di sto paese, tutti lo ammirano sto paese, e noi che ci viviamo, no, non riusciamo a metterci d'accordo e migliorarlo. E allora andiamo avanti, cerchiamo di migliorarlo sempre meglio. Tonino, ti ringrazio e saluto tutti quanti, e vi lascio con un saluto. Viva la Lega sempre, viva Salvini, viva tutti quelli che si battono nella Lega, sempre per cambiare in meglio, in alto i cuori a tutti. Ciao! Grazie. Allora, alle 19:22 e 40 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1219 di Zoom. Signora, le chiedo scusa, lei chiama tutta incazzata chiedendo di far chiudere Nicolò. Allora, Nicolò telefona, parla, si sfoga, esprime tutto il suo entusiasmo e lei si incazza. Telefona Michele Caruso e ci abbiamo quelli che si lamentano. Scusate, se voi non avete niente da dire, potete anche stare zitti. Se avete invece qualcosa da dire e ne avete voglia, intervenite sugli argomenti della trasmissione, perché il numero di telefono è aperto. Ma da qua a telefonare e peraltro chiudere in faccia il telefono a Natalia, che non è la sua servitù, non è la mia serva, ma è una rispettabile, stimabile e stimata professionista, e non è nemmeno così elegante, signora, se mi posso permettere. Ecco, per una questione di cortesia, ecco, non fosse altro, ribadisco che la collega Natalia non è la serva e come tale merita tutto il rispetto, a parte il fatto che bisognerebbe avere rispetto anche delle colf e di chi appunto aiuta nelle famiglie. Ma detto ciò, uso questa espressione forse un po' cruda per ricordarvi che chi risponde all'apparecchio dall'altro lato è una stimata professionista e come tale merita rispetto. Grazie. Un'ultima cosa, vi vorrei ricordare che nelle mie trasmissioni la regola è molto semplice. La polemica si fa sulle idee, ma mai sulle persone. Chi vuole fare polemica sulle persone può evitare di attaccarsi alla cornetta. Grazie. Allora, alle 19:24 e 39 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Noi andiamo verso la prossima pausa, però diamo prima un'occhiatina anche all'ADN Kronos, vediamo che cosa ci raccontano gli amici
dell'ADN Kronos questa sera. Tajani, flash dell'ADN, liberi gli attivisti italiani della flottiglia detenuti in Libia. Ecco, fateci un piacere, non tornate più, non andate più a fare i rivoluzionari. Statevene a casa che è meglio, non mettete in mezzo uno Stato e un governo perché avete voglia di giocare ai rivoluzionari. Meloni colpita dalle parole di Trump, ma il lavoro bilaterale deve tornare alla normalità, dice ancora la Premier dopo lo scontro col presidente USA. La politica estera non è Temptation Island, non vedo contraccolpi, i rapporti istituzionali ed economici vanno bene. Sull'Iran garantire pieno ripristino della libertà di navigazione a Hormuz. Ondata di caldo estremo in Europa, allarme dell'OMS, emergenza sanitaria, ancora Piazza Affari chiude il rosso, crollano le borse asiatiche con Seoul. Milano, agente muore durante un inseguimento, arrestato 25enne, fuggito perché non volevo guai. Incidente mortale a Savona, il padre dell'autore del video, sono disperato, voglio chiedere perdono ai genitori di Sofia ed Emma. Mustafa ha detto di aver capito l'errore commesso, ma ho preferito allontanarlo. Ravenna conferma l'ingaggio di Ronaldinho, che la magia abbia inizio. Bellissimo il Ravenna che va in Champions League, sarebbe stupendo. Ravenna Vibonese in Champions League, immaginatevi. Inghilterra-Ghana, lo stregone africano pronto a maledire Kane ai mondiali, lo fermerò. Allora, senti un po', stregone. Non ti mettere contro una sentenza calabrese, stregone, perché se io tiro una sentenza calabrese, stai tranquillo che l'Inghilterra vince 7-0 contro il Ghana. Stregone, stai attento. Re Carlo saluta Starmer, rapporto di stima, d'accordo sui temi sociali e l'ambiente. Truffa su WhatsApp, falsi messaggi attribuiti a Mantovano, la nota di Palazzo Chigi. USA, Iran, Trump smentisce Teheran, ha accettato ispezioni nucleari al massimo livello. Che pagliacciata, veramente. Mattarella, social e politica, non c'è un rapporto maturo, prevale la propaganda a senso unico. Le parole del Presidente della Repubblica in un incontro con Will Media, vabbè, ma lo sappiamo che mondo sono i social e quanta frustrazione vi si sfoga. La ricerca, clima, lo studio, riscaldamento globale accelera, la svolta dal 13-14. La rughetta, dalla rucola un aiuto contro l'obesità e la glicemia alta, lo studio, l'analisi per recarsi in ufficio se ne va uno stipendio all'anno, i conti della CNA. Vediamo un po'. Barbara D'Urso a teatro con Barbaramente, signori, nessuno può togliermi la voce, veramente. Col cuore, La 7 diffonde l'audio di Trump su Meloni, Parenzo prova che l'intervista partiva con un altro scopo, sorelle scomparse e ritrovate, erano segregate e nascoste, il pericolo di fuga e le SIM illegali. Regeni, il PM, il corpo di Giulio spezzato dal dolore, l'Egitto ha protetto gli aguzzini, la requisitoria nel processo che vede gli imputati 4007 egiziani, mostrate in aula le immagini dell'attacco eseguita dai consulenti medico-legali della procura, metodica di annientamento, torturato ripetutamente, povero figlio Giulio Regeni. L'Ucraina amplia il raggio dei raid, la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. E basta, sono le 19, 28 minuti e 52 secondi in questo momento, noi ce ne andiamo in pausa e poi ci sentiamo Carly Simon, You Are So Vain del 1972, a tra poco. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot.
dreams, they were clouds in my coffee, clouds in my coffee. And you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. I'll bet you think this song is about you. Don't you, don't you, don't you? I had some dreams, they were clouds in my coffee, clouds in my coffee, and you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. I'll bet you think this song is about you. Don't you, don't you? When I hear you went up to Saratoga and your horse naturally won, then you flew your Learjet up to Nova Scotia to see the total eclipse of the sun. When you're where you should be all the time, and when you're not, you're with some underworld spy or the wife of a close friend, wife of a close friend, and you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. I'll bet you think this song is about you. Don't you, don't you, don't you? You're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, col cuore, grazie anche a te. Amici e amici miei, ma non dell'avventura. Le 19:33 e 48 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e la gattina Lux vi danno il loro saluto, perché qua Lux si è messa sotto il microfono e ora vuole le coccole, quindi come vedete siamo un po' indaffarati qua in trasmissione. Apriamo il telefono allo 029294 7222, così vi risponde lei, e andiamo adesso. Cosa vuoi tu? Andiamo adesso a vedere altre ulteriori news sull'Aggi, vediamo un po' che cosa ci dice di bello l'Aggi questa sera. Anche qui l'apertura Meloni colpita dagli attacchi di Trump, nessun rischio di contraccolpi nei rapporti USA e Italia. Iran, Trump, via libera alle ispezioni nei siti nucleari. Teheran nega, Rubio, nessun pedaggio per attraversare lo stretto. Italia, USA, Crosetto, a Villa Taverna gli hamburger sono buonissimi. Abbiamo pure il TripAdvisor delle ambasciate. Caldo, giugno verso un nuovo record di temperature. Vigile in moto muore inseguendo un'auto a Milano, arrestato il conducente, avevo droga, non volevo guai, chiedo scusa. A me sta cosa di chiedo scusa, ve lo giuro, una vita che viene spenta, chiedo scusa. Chiedo scusa si dice se io salgo sull'autobus, so alto 1,90 m, pesto col mio 46 il piede di una ragazza, allora dico chiedo scusa. Ma una vita non è un pestone dato col mio piede 46. Una vita, quantomeno, si chiede perdono, che è un'altra cosa. E che è, diciamolo pure, il gesto più nobile che un essere umano possa fare, dare il perdono a qualcuno. Non so, io certe volte... È proprio vero, ha ragione Nanni Moretti, le parole sono importanti.
La nostra Manuela d'Alessandro racconta una storia orrenda a Sesto San Giovanni, il senzatetto Giorgio morto nell'indifferenza con la coperta a 40 gradi. Polemiche a Sesto San Giovanni, è stato abbandonato, no, non voleva farsi aiutare da nessuno. Di notte Giorgio, sentite cosa racconta Manuela d'Alessandro. Di notte Giorgio stava sotto i portici vicino alla storica ex libreria Tarantola, chiusa da poco, oppure dietro al fioraio del rondò o sotto la casa di qualcuno, buttato per terra. Negli interstizi del tempo e dello spazio della città, come racconta all'Agi Sergio Di Lena, animatore della popolare pagina Facebook di Sesto San Giovanni, dove è scritto di provare vergogna per la morte di un uomo sulla carrozzina, fragile, malato, incapace di intendere, lasciato a morire come un oggetto rotto. Eppure anche in quel margine risicato di Sesto, ex città simbolo della rivoluzione industriale, ora appendice residenziale di Milano, sembra che molti sguardi si siano posati su di lui, a giudicare dai tanti commenti sul web e la polemica politica che si è accesa attorno alla sua figura dopo che si è saputo della sua morte. O forse il riflesso di interesse sul web si è manifestato perché non c'è più. Se è morto per il caldo, questo è certo, non è stato solo per il caldo. Molti cittadini hanno segnalato il dramma di questo poveretto. Sindaco, assessore, servizi sociali non hanno mosso un dito. È l'attacco di una cittadina che ha innescato il dibattito. Riflette l'assessore comunale Marco Lanzoni, scrive sempre Manuela d'Alessandro per l'Agi. Assistenti sociali, polizia locale, Croce Rossa, associazioni di volontariato che si occupano dei senzatetto hanno tentato in tutti i modi di aiutarlo con proposte di pasti e docce, ma purtroppo senza trovare mai la sua volontà di farsi aiutare, in quanto oltretutto capace di intendere e volere. Incredibile anche sapere che alcuni nostri cittadini, per volerla aiutare, gli portavano come forma di supporto birra e vino. Ma per qualcuno non è stato fatto abbastanza. Si spostava sulla sua sedia a rotelle con 40 gradi, senza acqua né cibo, con una coperta di lana. Dove erano le istituzioni? Puzzava, non era decoroso per la nostra città pulita, è stato abbandonato. La coperta beige e la carrozzina dopo la sua morte sono rimaste in strada. Franca Landucci conferma che Giorgio rifiutava una mano tesa. Ci abbiamo provato in tanti, ma sarebbe stato necessario un TSO, ma evidentemente il sindaco non la pensa come me. Magari alla fine non avrebbe risolto nulla, ma almeno ci avremmo provato a fare qualcosa. L'assessora Alessandra Iosa replica che non c'erano i presupposti per il TSO, perché era risultato capace di intendere. Sull'origine di Giorgio si sa poco, forse veniva dal Cile o dall'Argentina. C'era una signora e un'immagine dolce che lascia di Lena, che lo seguiva sempre offrendogli caffè e brioche e gli faceva compagnia. Vedete, tante volte in questa trasmissione c'è stata la telefonata di quello che diceva: ah, ma noi come siamo combinati, come siamo messi, come siamo qua, come siamo là. E forse quando si ascoltano storie come queste, uno dovrebbe riflettere sulla gran fortuna con la C maiuscola che ha nel poter arrivare a sera, trovare un tetto, poter dire la sua, poter avere bene o male una vita, potersi anche lamentare, dire che è tutto uno schifo, che non funziona niente, che bisognerebbe remigrare tutti quanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, certo, possono farlo, possono dirlo. Ecco, c'è gente che ha questo gran culo di poterlo fare. Ci sono altri invece che restano sulla sedia a rotelle con la coperta a 40 gradi e muoiono per le strade di Sesto San Giovanni. Tutto qui. Ora, c'è un modo di dire dalle mie parti quando succede un problema, quando succede un guaio: guardame e peio, guardiamo quelli che stanno peggio di noi. Che mi sembra peraltro una scusa anche abbastanza stronza, come a dire: va, tutto sommato, siccome c'è qualcuno che è più sfigato di me, allora la mia Schadenfreude, i tedeschi la chiamano Schadenfreude, cioè godere delle disgrazie altrui. Siccome quello è più sfigato di me, allora io mi devo ritenere fortunato. Ecco, forse sarebbe il caso invece di pensare che magari se c'è chi è in queste condizioni, intendere e volere quello che volete, ma io credo che uno che voglia stare a 40 gradi per strada con la coperta a Sesto San Giovanni
meriterebbe comunque di essere aiutato e meriterebbe il TSO o quello che serve per dargli una mano, visto e considerato che così in tendenza, intendere di volere non mi pare capace, ecco, mettiamola così. Boh, non so, è che sapete, viviamo in un paese nel quale le leggi molto spesso sono scritte per non farsi applicare, per essere applicate dopo una serie di interpretazioni, per confusione su confusione. E mentre si studia, si dibatte, si discute, poi alla fine la soluzione più semplice è che un povero Cristo muoia e arrivederci alla prossima emergenza, al prossimo Giorgio che avrà bisogno di aiuto, che avrà bisogno, vedremo, faremo, diremo, quello che gli porta la birra, quello che gli porta il vino. Vabbè. Non so davvero che cosa dirvi davanti a storie di questo genere, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. 19, 41 minuti e 58 secondi, anzi le 19 e 42, direi che possiamo avviarci a tirare i remi in barca. Domani, mercoledì, come sempre, saremo in onda alle 18:15 trattabili. Chi ci sarà? Tornerà come sempre lui a Berlino. Che giorno è? Arriva l'immenso Roberto Giardina che ci racconterà la Germania da Berlino con la sua rubrica A Berlino tutto bene, mentre invece avremo il gradito ritorno di Antonio Zennaro con la sua rubrica. È stato un po' impelagato in queste settimane, ma per fortuna conto corrente domani sera sarà ancora una volta in onda e avremo il piacere di avere Antonio Zennaro con noi e ragionare di economia in questo paese. Vediamo un po' le ultime cose, dopodiché ci saluteremo con il cuore. Scusate, fa caldo anche per me, è allarme caldo anche per me, abbiate un po' di pazienza. Il segretario Marco Rubio, segretario di Stato, gli USA non accetteranno pedaggi o tariffe su Hormuz. Scrive Lanza, Putin, negoziati sulla base degli accordi di Istanbul e se Kiev cede i territori. Teheran, no alle visite a IEA sui siti atomici, Rubio e gli USA non accetteranno i pedaggi a Hormuz. Insomma, continua tranquillamente il casino. Vabbè. Ansacom, Ancona la città più vivibile per il meteo, mentre al nord caldo e piogge estreme. Vedremo anche qua che cosa succederà. A proposito del fine vita alla consulta, questo ve lo voglio dire perché l'anno scorso ne avevamo parlato. Andiamo a vedere un attimo, ecco. Hanno raggiunto il palazzo della Corte Costituzionale, scrive Lanza, per essere fisicamente presenti all'udienza sul fine vita che li vede malcapitati protagonisti, ma sono posizionati su schieramenti opposti. Da un lato 3 malati che richiedono una disciplina più ampia di accesso al suicidio assistito, dall'altro 8 persone, e chiudiamo la finestra, ecco, che invece quel diritto, temendo di poterlo esercitare in condizioni di fragilità emotiva, non vogliono allargarlo. Entrambe le parti hanno partecipato col loro corpo a un'udienza della consulta sul fine vita, l'ennesima in cui i giudici costituzionali vengono interpellati, nell'attesa di una legge nazionale che ancora non arriva. La questione riguardava l'eccezione di costituzionalità posta da un GIP di Bologna, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità di chi accompagnò nel 23 Paola Ruffi in Svizzera ad accedere al suicidio assistito e chi organizzò quel viaggio, ovvero Marco Cappato. Tema centrale è il requisito del trattamento di sostegno vitale necessario per consentire il suicidio assistito, da sempre il più dolente dei 4 paletti. Gli altri sono patologia irreversibile, sofferenza intollerabile, piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, imposti dalla cosiddetta sentenza di J. Fabo nel 2019. Per Filomena Gallo, avvocata dell'associazione Luca Coscioni, verso il trattamento di sostegno vitale va cambiata prospettiva. Non bisogna più interpretare la sussistenza del requisito, ma verificarne la ragionevolezza costituzionale. Sul fronte opposto, oltre all'Avvocatura dello Stato, anche i legali esposti alle OTTA, in rappresentanza di 8 persone affette da patologie irreversibili ma contrarie al suicidio assistito. Chiedono meno libertà, ammette Leotta,
che risolve l'apparente paradosso rivelando il ragionamento di uno dei suoi assistiti. Quella libertà potremmo usarla per autodistruggerci, noi la pistola non la vogliamo usare, ma nemmeno vogliamo che lo Stato ce la lasci carica sul comodino. Parole simili a quelle di un altro paziente interpellato, Emanuel Stoica, che spiega: non voglio che in un momento di poca lucidità io possa chiedere di morire. La risposta dello Stato alla sofferenza non deve essere liberarsi di chi soffre, ma prendersene cura. E ha ragione dal mio piccolo punto di vista. Con questo chiudiamo, appuntamento a domani alle 18:15 trattabili, ci salutiamo con Carly Simon, Nobody Does It Better del 1977, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. I wasn't looking, but somehow you found me. I tried to hide from your love, but like heaven above me, the spy who loved me is keeping all my secrets safe tonight. And nobody does it better. Though sometimes I wish someone could. Nobody does it quite the way you do. Why'd you have to be so good? The way that you hold me, whenever you hold me, there's some kind of magic inside you that keeps me from running, but just keep it coming. How'd you learn to do the things you do? And nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, baby, darling, you're the best. Baby, you're the best. Baby, you're the Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.